La sala degli esami della motorizzazione civile di Agrigento è stata intitolata recentemente all'ingegner Rino Cumbo, il funzionario direttivo che lo scorso anno inaspettatamente è venuto a mancare. Presenti alla scopertura della targa che recita "Sala esami ingegner Rino Cumbo, il suo esempio rende più cara e venerata la tua memoria", i due figli, la moglie e i genitori anziani. Ma oltre alla famiglia del compianto Rino Cumbo alla motorizzazione di Agrigento c'erano anche decine di persone che lo conoscevano bene e con il quale ci avevano lavorato. Il direttore della motorizzazione Carmelo Vella, con momenti di commozione, ha voluto ricordare la valenza del funzionario direttivo. Ma Rino Cumbo, oltre che essere dipendente della motorizzazione, era anche un ufficiale della Croce Rossa, accreditato e apprezzato. Presente, infatti, era anche il presidente provinciale della Croce Rossa, Angelo Vita. Rino Cumbo, ha detto il direttore Carmelo Vella durante il suo intervento, è possibile annoverarlo tra i pionieri dell'istituzione e l'organizzazione di questi uffici. Grazie al suo modo di essere riusciva sempre a risolvere anche quelle problematiche che sembravano essere questioni impossibili. Era una persona di animo nobile, continua il direttore, sempre disponibile e pieno di iniziative. Abbiamo deciso così che il luogo più idoneo per apporre la targa in un suo ricordo sia la nostra sala di esami, dove tanti giovani giornalmente devono venire da tutta la provincia. In questo modo proprio i giovani potranno sapere di una persona importante per i nostri uffici, un uomo di assoluta correttezza e serietà. Con lui, conclude il direttore Vella, è andato via un pezzo della nostra storia e posso affermare con assoluta certezza e sincerità che i nostri servizi sono di livello anche e soprattutto grazie al suo costante impegno e alla sua abnegazione. Riusciva a dirimere qualsiasi problema o di arriba c'era tra colleghi, le cose. Anche a livello regionale era molto sentito, perché io mi ricordo che se c'era un problema di carattere amministrativo, lui o si alzava dalla sedia, si prendeva la macchina e se ne andava nei luoghi dove il problema sussisteva e quindi lo andava a risolvere. Rino Cumbo, tra i suoi molteplici impegni, era anche un attivo sindacalista appartenente all'UGL. Ero molto amico di Rino Cumbo, ha detto il presidente provinciale della Croce Rossa Angelo Vita, e posso affermare che il suo altruismo era qualcosa di encomiabile. Da ufficiale della Croce Rossa è stato sempre presente, ha lavorato alacremente su tutto il nostro territorio e sacrificando spesso il tempo alla sua famiglia e al poco tempo libero che aveva. L'iniziativa di intitolare la sala di esami a Rino Cumbo è qualcosa di giusto che porterà a ricordare sempre una persona speciale nel corso della propria esistenza e ha voluto dedicare moltissimo al prossimo. Il sentimento di tutti voi, Maria, i figli, i genitori, tutti quanti i parenti, dovete sapere che veramente Rino era splendido, unico. Questo è un bellissimo gesto che mi complimento con l'architetto Carmelo Vella, il direttore della motorizzazione, e l'affetto che tutti i colleghi della motorizzazione, ma non soltanto della motorizzazione di Agrigento,